Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano, siamo a Imola, Fio Barrichello mi ha strappato la pole per niente praticamente, super Barry. Comunque avevo ragione io, come mi ha confermato anche dai commenti, è cambiata la macchina, c'è ancora la macchina 2001, no, questo gioco è grandioso, ste mod. Adesso però la macchina è cambiata ancora, nuovi sviluppi, un motore che fa un rumore anche diverso, una roba, anche il volante è cambiato, una roba incredibile. Comunque pole tutta Ferrari, poi Williams e poi via tutte le altre, stiamo dominando ragazzi. Qua c'è un no compete, si dice così, quindi sto qua non è partito in realtà. Previsioni, pioggia, ma alla fine. Go. Some revs. Vai raga, con nuova Ferrari fighe. Hop, 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 hop. Clutch out, we're green. E Montoya come grande stagione di Juan Pablotto, che ha finito terzo nella realtà. Attenzione, non voglio colpire You're leading Barry. the pack, P1. Però se non faccio errori ragazzi, questo può essere veramente l'ultimo grande mondiale del Cume. Prima di cominciare una nuova avventura che non sa ancora dove. Comunque ha già detto che vuole tornare alla Ferrari, fare una carriera lunghissima, una carriera forse la più lunga della storia. Si parla di 115 anni in Formula 1, anzi 116, perché il 116esimo creerà la sua scuderia, la Cume GP. E adesso vediamo, attenzione però veramente, adesso la macchina sembra un missile. Se non saranno problemi di, diciamo, livello di motore, frizione, cambio, robe. Me ne sto già andando. Potrebbe essere un mondiale tutto così, però, raga. Nel senso, la realtà è che queste ci sono potrebbero essere delle annate dove dominiamo. Come delle annate dove prenderemo le bombe. Intanto godiamoci sta macchina e portiamo a casa il terzo titolo con il Kumeshubi. E godo. In testa alla corsa, Michael Schumacher. Good job. That was the fastest lap of the race so far. È partito a bomba, talentissimo. Mamma mia, la macchina adesso è veramente uno spettacolo. E c'è Bernoldi, scende il 15esimo Bernoldi. Con Bernoldi 15esimo. Io sono più felice. Ecco, perché? Perché? Perché devo sparare cagate berlinonidiane? Comunque, 2 secondi abbiamo, avevo fatto la cappella. Ho perso ancora calma, che non hai vinto niente ancora. Io penso già di essere in fuga, di vincere tutto. Io sono così, ragazzi. È così. Ritiro per Montoya, Juan Pablotto, vai. Sarà Juan Pablo. Yellow flag lunga, sarà un incidentone, eh. No, Jenson Button. Motore, Button fuori. Good job. That was the fastest lap of the race so far. So far. Fuga cumendiana. Attenzione, yellow flag, yellow flag. No, ancora basta. Altra yellow flag comunque. Pippo Massa, trasmissione. Pippo Massa, le fuori Pippo Massa. No! È partita la macchina. Problema tecnico sicuramente. You've dropped down into P2. E Barrichello, che pazzesco! Non ci credo. Non ci credo. Mamma mia, di tutto, fiamme, fiamme per la Jaguar, non ci credo. 18th place, you're in 18th place. No, non ho capito niente, però non capisco il problema che ho avuto io. Secondo me mi è partita la 18th place, macchina, you're in 18th ragazzi. place. We're sat in 16th.
Vediamo cosa si dice incidente. No, Raikkonen incidente, ma fuori non so quanti. Barrichello incidente, ma io ho rotto qualcosa, raga, è partita via la macchina. E non mi dice niente. Schumacher incidente, ma non ci voglio credere. Si prospetta una doppietta Williams pazzesco. No, l'ho persa minimamente, l'ho persa completamente. Questo per me è un problema alle sospensioni o qualcosa. Ma porca puttana, ma che sfiga. Oh. Okay, good job, mate. Really well done. Ragazzi, qua incazzato più che mai, prendo una pole position mostruosa, li ho massacrati. La sua macchina c'è, peggior inizio con la Ferrari, Montoya 26, Ralf Schumacher 16, quindi in fuga anche da costruttori. E... Shubekumi 12, quindi siamo abbastanza indietro, dobbiamo cominciare a svegliarci. Sembra un problema dello sterzo, però, non delle sospensioni, un problema dello sterzo, non ho più capito un cazzo, il bello è che poi Barrichello praticamente ha preso dei detriti, boom a muro anche Raikkonen, doppietta Williams, Ralf, meno male che ha vinto Ralf, però vabbè, insomma. Barrichello dov'è? Oh, Barrichello 20esimo, addirittura non c'è. Cosa era successo quella volta? Non mi ricordo, cazzo, però problemi per la Ferrari in sto inizio di mondiale, No, piove. Mamma mia, questo è il mondiale veramente incredibile. Mondiale incredibile. Però direi hard wet, soft wet, proviamo. Sì, Monsone, non è da Monsone, però ragazzi, che sfiga. All clutch in and build some revs. Mamma mia, raga, che mondiale, siamo iper favoriti, ma le stiamo beccando tutte, anche la pioggia in Spagna. Clutch out, we're Vai. green. In questo momento You've monto... dropped down che into partenza P2. Try orrenda. and take first back. Push for the win. Williams, non mi ricordavo così forti. In verità, terzo, Montoya è arrivato terzo, però. Sembra che senza Barrichello, non mi ricordo cosa era successo. Vai. You're leading the pack. P1. Vai come involati verso l'Eternity Glory. Speriamo di avere altri guai tecnici. L'avevo appena detto, macchina affidabile, stiamo dominando. Ciao. Sì, sì, non è assolutamente la Monsone malesiano. McLaren non pervenuta, per il momento si vede che il ritiro di Hakkinen ha portato un po' di scompiglio. L'ultima stagione della Ferrari è iniziata sotto il peggiore dei modi, avere una bella vittoria a Interlagos, ma ritiro a Imola da dominatori, disastro a Melbourne e disastro di strategia in Malaysia. Non devo sbagliare nulla, ragazzi. Chissà, forse da più da intermedio, non capisco, però insomma, acqua ne vedo. Però Good era job. That Schumacher, was the fastest lap of the race so Secondo far. me era Alfa alle intermedie. Non lo so, non capisco, ma... Dopo guardo cosa ha combinato Barrichello nel 2002, non ricordo. Concentration please, serve la seconda vittoria stagionale. Super pole position comunque, Tanto la macchina è lentissima. Eh sì, yellow flag, yellow flag. Mica Salo. Sarebbe bello vedere un punto della Minardi.
Dai ragazzi, dai. Good job. That was the fastest lap of the race so far. Montoya, giro record. Giro record di Pablotto, signori. Tanto testa coda, mi sembra un testa coda, sì, infatti non è un ritiro. Concentrazione massimale. Dopo un guaio tecnico, perché se assolutamente è stato un problema dello sterzo, la macchina non ha più risposto in un punto velocissimo, ho avuto tempo di capire un cazzo e mi sono stampato. Il problema è che ho stampato anche Barrichello, si è preso un detrito, non so quale, probabilmente la lettone o una gomma. Boom! Dritto anche Rubigno. E Rubigno non prende punti neanche qua. Dopo non partecipa neanche a sta gara. Dopo mi vado a godere il perché. Sento Montoya secondo, ragazzi. Montoya ha preso un bel vantaggio, comunque un buon vantaggio. E per il momento non sta sbagliando uno, salvo il ritiro di Interlagos. No! Mi sento un po' sotto pressione. Boom. Sta volando Juan Pablo. Sta volando Juan Pablo. La Ferrari non trova. La Williams ha 3 vittorie su 4. Mai visto una Ferrari così in difficoltà all'inizio nell'era Shumikume. Sta recuperando ancora Montoya, ragazzi. Montoya sta arrivando. Altro che mondiale dominato. La pioggia sta un po' influendo, secondo me. Attenzione, You've Montoya dropped mi ha down into P2. sverniciato. Try and take first back. Push for the win. Dottor Ralph non è neanche te. Mamma mia, Montoya mi ha sverniciato, ragazzi. No! Attenzione, attenzione lunghi entrambi, non ci credo. Non ci voglio credere. You've moved down the order into P4. That's Piccolo P4. contatto. Mamma mia, ragazzi, la vedo brutta. Attenzione, problemi, problemi. Ma cosa cazzo fai? Ma perché vuole andare ai box? Sì, vabbè, ma porca puttana, ma tutte a me mi capitano. Ma proprio qualche cosa che non va. Sta sverniciando chiunque, ragazzi. Fourth position. You're in fourth position. Incredibile, incredibile. Sta prendendo la testa, veneziano. Sta prendendo la testa. Questo mondiale sta andando malissimo. Montoya mi ha superato. Per risuperarlo, leggero contatto. Vanno fuori entrambe le monoposto. Montoya recupera prima. Noi siamo terzi e quarti, ma Montoya va comunque bene. Raga, non ne sta andando una giusta. No, ma la macchina non c'è, fiori. You're down to P6. P6. Che disastro, ragazzi. Ho perso altre 2 posizioni. Non la tengo, non la tengo. Quindi che va a vincere Coulthard. Incredibile. Non ho parole, ragazzi. Non ho parole. Ragazzi, in rettilineo mi supera chiunque.
You've fallen into P7. Ragazzi, mi You're supera in Heidfeld di P7. rettilinea. No, ho perso la testa, ho perso la testa. Ho perso la testa, ragazzi. P6. We have P6. Kuma perde la testa. Allora, proprio non sento la macchina. Mi scuso con i Kairfel. Mi sdebiterò comprandogli una escort. Ma non faccio apposta, ragazzi, proprio non ho i tempi di frenata, non capisco. Prima la sento bella, poi la sento schifosa, poi lo sterzo, e poi il rettilineo mi supera anche la 500. Fioi, ma sveglia, cazzo. Un incubo. Ho sbagliato le gomme. Non so più cosa pensare, sinceramente. No, ma la macchina è qualcosa che non va, perché va lenta, è lenta, è lenta. No, non la tengo, non la tengo. You've dropped. You're in 17th. You've dropped into P17. Un altro ritiro, ragazzi. Raga, un incubo, un incubo. Madonna! You've fallen in. Un incubo. We've moved down to P18. Vabbè. Io non va neanche la prendere avanti, perché tanto la macchina non la tengo. Cosa cazzo sta succedendo? Secondo ritiro. Terza gara che ne vado a punti su 5. Raga, il mondiale sembra andato già. Cioè, il mondiale sembra già andato. Okay, good job, mate. Really well done. That was a fantastic drive. Nice work. That's P1. Race win. Meno Well male done. che vince Coulthard, però boh. Raga, io mi scuso veramente per questo inizio di 2002. C'è una roba agghiacciante. Qualcosa di agghiacciante. Dopo due mondiali vinti, per carità ci può stare, ma è inconcepibile con la macchina forse più forte per il 2002 ha stravinto in realtà il mondiale. Non c'è qualcosa che non va. Non devo capire cosa, devo lavorare in fabbrica, ragazzi. Ci vediamo per le qualifiche. Cioè, per le classifiche. Raga, un vero e proprio incubo. Montoya in fuga a 32 punti dopo 5 gare. Per fortuna ne ha vinte tante. Ralf Schumacher, Coulthard 16, Veneziano Schumi 12 e Barrichello 12. Raikkonen 11, siamo tutti là, ma Turli 8, Villeneuve 6, poi via tutti gli altri. Cioè, pazzesco. Nella costruttori siamo addirittura terzi, 48 Williams, 27 McLaren, 24 Ferrari. Qua abbiamo un record di vittorie che è la Williams con 3-1-1, 2 Montoya, poi una Veneziano Schumi, Ralf e Coulthard, poi il totale dominio Ferrari con 5 pole, ma servono al cazzo. Dopo 5 gare abbiamo una vittoria, 2 pole position, un podio e 2 ritiri. Disastro assoluto, ragazzi, se non ci diamo una svegliata il mondiale vola dalla Williams. Raga, un saluto dal comandone veneziano. Ciao!